Euroregione.news. Anche Facebook in Furlan sul PC. Progetto nato dalla collaborazione fra Regione Autonoma, Arlef, Insiel e Meta Platforms, presentato a Udine alla presenza di Sebastiano Callari, assessore regionale ai sistemi informativi, Pierpaolo Roberti, assessore alle autonomie locali, Diego Antonini, presidente di Insiel, Rosa Cialini, Government and Social Impact Director di Meta in Sud Europa, Medio Oriente e Africa, ed Eros Cicilino, presidente dell'Arlef. Facebook rappresenta per noi un messaggio importante perché ci fa capire che la lingua friulana entra anche in un ambito estremamente importante che è quello di Meta, e quindi la vediamo chiaramente recepita da Facebook. È stato un lavoro importante perché la traduzione di decine di migliaia di stringhe ha impegnato l'Arlef per veramente tanto tempo, ma tuttavia ha la possibilità appunto di dare quel codice linguistico che è anche didattico, e quindi una persona che andrà a interagire con Facebook potrà farlo tranquillamente anche nella sua lingua locale e quindi in friulano. Speriamo chiaramente che questo sia un esempio che si potrà tradurre anche nelle altre lingue della regione Friuli Venezia Giulia, ma abbiamo capito che il friulano è sotto la lente di ingrandimento di molti gruppi, tra cui anche appunto Facebook. Abbiamo anche altre segnalazioni, abbiamo anche altre richieste, ma questo è un traguardo importante che inseguivamo da tanto tempo e speriamo che si possa proseguire in una collaborazione sempre più forte, magari anche con Google. Come funzionerà tecnicamente? Cioè, si aprirà un sito diverso? Non si aprirà un sito diverso, ci sarà appunto la possibilità di poter utilizzare l'interfaccia direttamente appunto in lingua locale, quindi ci sarà una coordinazione veramente veloce, attiva e direi accattivante e soprattutto didattica. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.